io sono molto felice di ritrovarvi oggi per festeggiare i 15 anni di attività delle Stelle in Tasca. Nel rivedervi non mi nascondo che sono molto emozionata, perché mi ricordo delle storie che mi avete raccontato, mi ricordo degli abbracci, di tutte le affettività che ci siamo scambiati nel corso degli anni, di tutti i sogni, i progetti che siamo riusciti a realizzare. L'avventura delle Stelle in Tasca è iniziata nel 2005 e noi desideravamo metterci in gioco con un progetto inclusivo in cui la pratica dell'autobiografia poteva essere uno strumento efficace per dare la parola a tutti. Quindi stelle custodite nella carta, storie da raccontare per avere una comprensione del mondo e dell'umanità nuova. E io personalmente sono molto riconoscente a questo progetto perché in questi 15 anni io sono cresciuta insieme a voi e sono cresciuta ascoltandovi nei laboratori, in tutti i momenti felici che abbiamo potuto condividere prima del Covid. E devo dire che noi in quest'ultimo anno siamo riusciti ad utilizzare la piattaforma Zoom e a restare in contatto e siamo riusciti anche ad attivare un progetto di fruizione del nostro archivio utilizzando lo strumento di YouTube. Quindi restiamo in contatto, continuiamo ad essere vicini. Io vi abbraccio e vi bacio tutti perché vi voglio bene e vi sento molto vicini. Perché il bacio nell'immaginario collettivo si reste spesso di un sentimento di affetto, di gratitudine e nelle favole, nella mitologia assume anche un valore simbolico e anche uno straordinario valore salvifico. Quindi invitando così i nostri cuori a rivivere emozioni di gioia e amore, perché i baci siamo noi, sono storie, le storie siamo noi. Quindi in queste ore, diciamo, in queste 2 ore, festeggiamo così i 15 anni delle Stelle in Tasca. Qualcuno ha scritto nella cartolina anche i baci in tasca, che devo dire che è essenziale in questo momento storico, e quindi sono veramente felice di festeggiare con voi e di essere qui. Grazie. Una buena conexión con Trinaquia. Para mí es un honor, porque todos los esfuerzos, cuando hay un esfuerzo de la gente por resaltar la cultura como conexión, como medio de favorecer a la humanidad, al planeta Tierra, este modo de cultura, cuando se hace con esfuerzo y con amor, yo prefiero, me piace più questo che una cosa culturale già tutta armata, di 100 anni, un premio, una cosa di questa, il signore Martin Guevara, la parola, adesso. Sì, anche è buono, ma per me io prefiero una cosa così, che parte della verità delle persone. È per questo che io quiero, ¿cómo se dice? Auguri alla Stella in Tasca e anche a Trinaquia, a Orazio e a tutto, a Francesca e a tutti voi. E parlare che il bacio, per me, il bacio non è solo il bacio dell'amore, il bacio dell'uomo alla donna, il bacio dei fratelli, il babbo. Anche il lupo, i lupi, che è uno de los animales più bello y leales y buono del mondo, in contrario di quello che si pensa, a prima reazione quando i lupi ti ama è
un bacio nel naso, come il cane, ma più forte, è impressionante l'amore dei lupi. E questo è che è una cosa veramente importante che nos han cerrado, come si dice, fermò questo anno con questo del Covid, no un abbraccio, no le mani e no un bacio, tutti con questa cosa di qua. È un anno particolare, un anno per pensare anche per meditare, non tutto è negativo, è qualcosa che è scoperta, nuove cose. Intento parlare italiano. Sono lieto di partecipare da Montreal, Quebec, Canada a questa celebrazione di 15 anni di attività innovativa dello amico Orazio Maria Valastro. Condivido pienamente la visione di Orazio di una pratica di laboratori di scrittura autobiografica che si propone di risvegliare il nostro ascolto sensibile di noi stessi, degli altri e del mondo, soprattutto nel caos di oggi, che si impone di riscoprire l'immaginazione creativa, la libertà e la responsabilità estetica ed etica personale. Sono felice che la città di Catania partecipa a questo tributo. Nella cartolina curata per l'occasione, pubblicata da Orazio Maria Valastro, è scritto la vaghezza dei pixel della tipografia per esprimere la debolezza delle emozioni umane in tensione con il potere magico della tecnologia digitali. Se no crediamo nell'uomo, non c'è soluzione. Contro ogni pronostico, Orazio Maria Valastro, come me, crede nell'uomo ed è per questo che lavoriamo sodo. Grazie per avermi dato la parola. Anche se sono geograficamente lontano da tutti voi, mi sento molto vicino a tutti voi. Ho scelto la vaghezza del pixel della tipografia per esprimere la debolezza delle emozioni umane in tensione con il potere magico delle tecnologie digitali. Es lo que deseo enseñar en español. Ci sono partecipanti da Parigi, da Bruxelles, li saluto affettuosamente, saluto lei, saluto Francesca, saluto tutti quelli che sono collegati. Mi scuso se non sono in una veste più limpida, se non come dire, l'abitacolo della mia macchina, ma ci tenevo ad esserci. E fare un bacio Zoom party credo sia un'idea tra il geniale e come dire... speriamo sia l'inizio di un invito a poterceli ridare affettuosamente come ce li davamo prima. Io vengo oggi da un'esperienza personale a Scicli, in provincia di Ragusa, un posto che invito a visitare, anche i vostri ospiti che ci seguono da lontano, patrimonio dell'UNESCO, bellissimo. Proprio lasciandoci e congedandoci da persona a noi tanto caro, continuiamo a dire un bacio, ma in realtà non riusciamo a darlo e non riusciamo ad abbracciarci e non ci resta che toccarci il cuore, ma forse aiuterà tutti noi a dare, come dire,
ad avere maggiore consapevolezza di tanto. E voi non vi siete fermati, non l'avete mai fatto e abbiamo continuato questo percorso anche come Comune di Catania, e sono davvero orgogliosa e onorata che Stelle in Tasca con il suo impegno abbia continuato a divulgare la bellezza della scrittura creativa e credo che in particolare sotto lockdown sia stata un'ulteriore occasione per chi ama raccontarsi e raccontare se stessa, talvolta in maniera intima, talvolta come lo facciamo in maniera corale, no? I brani anche con queste cartoline, cara Francesca, che ci aiutano a buttare fuori in poche righe che cos'è per noi il bacio. Quindi grazie, è una domenica speciale, un bacio Zoom Party, credo che lo ricorderò per tutta la mia vita e non c'è un compleanno più bello di questo, davvero per voi. Scusate, io mi sento non benissimo e vi vedo piccoli nel mio cellulare, ma però vedendo il numero di partecipanti sento l'energia di questa chiamata Zoom. Approfitto per auguri di un sereno Natale, anche se ovviamente un Natale un po' particolare, e mi auguro in futuro di poterci vedere tutti in biblioteca, perché il mio desiderio è proprio quello di ospitarvi tutti in biblioteca e poter anche fare delle attività che adesso insomma sono anche un po' rimaste ferme. Quindi niente, il mio augurio è questo e speriamo di vederci presto e di conoscerci, perché con qualcuno mi conosco, ma con altri insomma non ho avuto molto modo di condividere momenti particolari, con qualcuno sì, con qualcuno no. Quindi vi lascio magari al vostro momento, vedo che è un momento intenso, perché avete condiviso tanto e vi auguro di proseguire con questa bella attività che fate. Alors, simplement, je peux dire en français bonjour à tout le monde et je pense que l'année prochaine sera l'année des 4 printemps. Et donc, comme ça, nous allons nous réconcilier avec le monde. Il vostro è un anniversario importante, lo capisco da curatore di un'associazione di volontariato, anch'io per quanto mi riguarda, e non è mai semplice tenere unito un gruppo per così tanto tempo. Questo vi fa onore e questo vuol dire certamente che quello che avete seminato lo avete fatto insieme e adesso si raccolgono i meritati frutti partendo da un grande bacio, no? Lungo 15 anni. Quindi io sono veramente felice intanto di essere parte di questa grande famiglia e prendo ogni vostro bacio e lo faccio mio, che è la cosa di cui penso ognuno di noi abbia di bisogno dopo quest'anno sicuramente importante e non semplice per ognuno di noi. Sicuramente un anno che ci porterà ad una crescita importante. Leggevo che tra qualche giorno avremo tra le più belle congiunzioni stellari che avremo modo di guardare nel cielo, il 17 e il 21, ed mi auguro il buon auspicio per il futuro che verrà. Gli auguri ve li faccio affettuosamente, di cuore, a tutti. Complimenti e auguri di cuore, veramente, di buona salute e di buone feste. Grazie di farmi partecipare, insomma, fra questa bella gente che purtroppo fisicamente non conosco. Magari ho avuto l'onore di conoscere Orazio e Maria in un incontro molti anni fa, prima che cominciasse il premio letterario Trinachia. E purtroppo, come dire, non conosco tante attività della vostra associazione, ma da quanto ho sentito anche questa sera, anche seguendo in altri live,
che abbiamo fatto in quest'anno più o meno. Penso che ci siano tanti belle cose che avete avuto la fortuna di condividere e di vivere e anche di realizzare, come soprattutto nella parte della scrittura autobiografica e delle poesie, dei diari di viaggio, che fa vedere che sono sempre state, diciamo, nei parti di un premio letterario in cui sono stato un giurato. E grazie alla lettura di questi tanti testi negli ultimi anni, da quando mi sembra che da quando è cominciato il premio letterario di questa vostra associazione, penso di aver partecipato in tutte le edizioni e devo dire, secondo quanto si può tenere come un bilancio, penso che si sta facendo una grande evoluzione verso nuove idee, verso nuovi progetti e tutto quanto. Per l'occasione volevo ringraziare Maria e Orazio per l'invito, volevo ringraziare tutti quanti e volevo ringraziare anche coloro che hanno scritto e che i loro testi sono giunti da me e li ho letti, che mi hanno fatto anche in un certo senso divertire e anche conoscere delle cose, anche per la prima volta vedo la Sonia che ha scritto un bel racconto dove a tratti, come dire, mi ci trovo perché condividiamo anche una certa provenienza. E anche altri, magari non ricordo tutti, ma comunque devo dire il livello, i testi che mi sono giunti, devo dire, a 100% sono di alta qualità e moltissimi possono anche essere dei veri libri, come dire, libri da pubblicare. Non sarebbe male che arrivano a un pubblico un po' più largo, anche per insomma, la lettura è sempre qualcosa di eccezionale nella nostra vita, come soprattutto la scrittura. E quello che volevo dire, io vi auguro tanto successo, buon proseguimento per tutto, tanti progetti e spero che passi questa emergenza che in un certo senso ci ha ravvicinati, in un certo senso anche ci ha fatto riflettere sulla vita, perché bisogna, come dire, accettare che non è che noi magari nelle nostre generazioni degli ultimi tempi abbiamo avuto la fortuna che il mondo non ha avuto grossi problemi dalle parti, diciamo, dell'Europa occidentali, però, come dire, in altre situazioni sono ancora peggio. E comunque c'è un detto molto bello in italiano, anche se sembra banale, si dice non tutto quello, come dire, che non mi viene non tutto il male viene per noi. E penso che questo momento ci fa anche pensare molto, ci fa riflettere e soprattutto come dire, riguardo, come dire, i valori, l'umanità, la solidarietà, di rivedere anche molti errori che è facile commettere, specialmente quando stiamo diciamo, nei momenti molto buoni, non ci sono problemi e così via. In quel momento tendiamo anche a essere tutti insieme, ma in fin dei conti ognuno è da solo. Mentre ora ognuno è da solo, ma e qui siamo tutti insieme, tutta una, come dire,
dipende dal punto di vista che abbiamo verso una situazione. E comunque tanto grazie, tanto auguri a tutti e fra poco ci saranno le feste, anche se saranno un po' feste un po' diversi da normali, e auguri per queste feste, per Natale, per Capodanno, e buon proseguimento. Grazie. Sono molto contenta di essere qui. Ho conosciuto le Stelle in Tasca e Orazio nel 2013, vedi quanto tempo è già passato. Ho frequentato appunto le scritture autobiografiche, i seminari di scrittura autobiografica e atelier, anzi, ecco. E poi anche ne ho frequentati 3 complessivamente, ma poi è stato un abbraccio che è andato avanti, perché assieme abbiamo affrontato tante avventure. Io sono nella giuria del premio Trinachia e quindi ogni anno ho questa esplosione di letture creative. È molto bello da leggere e quando si tratta di giudicare è anche un po' più difficile. A volte i numeri che diamo, i voti che diamo sembrano freddi, ma dietro c'è tutto un rovello. E poi ho riportato spesso da giornalisti i contenuti del premio Trinachia, proprio per renderli fruibili a un pubblico più vasto. Spero di essere riuscita a tradurre quello che di magico avviene nel premio Trinachia, come dire, per tutti. Cosa hanno rappresentato per me? Stavolta, Orazio, non sono impreparata e quindi vorrei leggere. Mi spiace per chi lo conosce già, ma credo che interpreti i sentimenti di tutti. Io in quel momento provavo queste emozioni. Quando abbiamo completato il primo atelier di scrittura autobiografica, era il 2013 appunto, Orazio ci fece una domanda apparentemente innocua. Che cos'è? Che cos'è l'atelier di scrittura autobiografica? Domanda facile apparentemente, risposta difficilissima. Io me la sono cavata con quello che ho scritto, con una cosa che ho scritto e che ora vi leggo. È un posto dove tiri fuori tutte le storie che hai. No, non è una psicoterapia. È un posto dove si sta tutte vicine, dandosi forza l'una con l'altra. Un gruppo di autoaiuto? No. È un posto dove le cose lontane sembrano vicine e quelle vicine lontane. No, non siamo dall'oculista. È un posto dove c'è un maestro che ti insegna una nuova grammatica. Non siamo a scuola, no. È un posto dove si gioca anche, si colora, si scherza e a volte si mangiano persino le torte. E non siamo neanche all'asilo. È un posto dove rivive tanta gente, niente sedute spiritiche, davvero. È un posto dove si parla un'altra lingua. No, non è un paese estero. È un posto dove ti metti a nudo. Ma che, non siamo a mare. È un posto dove vorrei restare. E aggiungo oggi dove vorrei tornare. Grazie. Complimenti per questo primo anniversario festeggiato così in grande e soprattutto desiderio che si possa andare verso altri infiniti orizzonti, verso altre conquiste, verso altra vita per le Stelle in Tasca. È 10 anni che frequento questa organizzazione Le Stelle in Tasca, che faccio parte di questa bellissima realtà, e l'esperienza preziosa, interessante, non posso che dire grazie, grazie per la formazione. 8 anni che Orazio fa formazione e gli incontri di lettura e ascolto sensibile è stato per me come realizzare un progetto di vita personale e di condivisione con gli altri. E quindi voglio dire soltanto grazie per queste esperienze. Io invece appunto una nota positiva la vedo, un bacio alla vita, perché questo periodo ci ha permesso con la possibilità di rallentare, di goderci il nostro tempo, di riflettere su quello che stavamo facendo, e ora appunto il regalo più grande è quello di rallentare, quasi fermarci e riflettere su noi stessi, sulla nostra vita e anche
sugli altri, il rapporto che abbiamo con gli altri, che è importante. Buonasera a tutti, con molti di voi ci conosciamo e bentrovati, davvero sono molto contenta e felice di essere qui con voi questa sera. Certo, 15 anni di attività sono un bel traguardo di cui essere fieri, dove l'organizzazione Le Stelle in Tasca, sotto la direzione del nostro presidente, è cresciuta moltissimo. Abbiamo pensato fosse carino condividere tutti insieme questo importante anniversario come momento di gioia, come valido momento per ritrovarci e perché no, come un'occasione per continuare ancora un tratto della stessa strada con chi abbiamo perso nel frattempo lungo la strada. Certo, questa è una festa virtuale, visto la triste situazione, ma è proprio in tali casi che bisogna avere il coraggio di reagire e di scommettersi, e cioè trasformare il negativo in positivo. In questo periodo, infatti, noi non ci siamo mai fermati, abbiamo lavorato tanto, riunioni su riunioni con Zoom, con i mezzi che abbiamo a disposizione, pochi a dire il vero, per continuare a progettare le nostre attività. Si è perfezionato un atelier di scrittura a distanza, intanto tra i volontari, per poi estenderli al cittadino. Si è continuato a rendere vivo e partecipato il nostro archivio della memoria e dell'immaginario siciliano attraverso la realizzazione di videoletture, e si è realizzata con successo la premiazione letteraria di Unachia e tante altre attività sono in cantiere, l'elenco è veramente lungo. Oggi noi volontari, proprio per il discorso che l'organizzazione è cresciuta moltissimo, oggi noi volontari abbiamo un ruolo ben definito. Io per esempio mi occupo dei contatti con le biblioteche e che ci hanno gentilmente ospitato presso la Biblioteca Bellini per svolgere le attività di formazione. E di comune intesa abbiamo realizzato le letture in biblioteca per trasformarle in video e poi renderli fruibili al cittadino. Questo perché insieme crediamo fermamente che la cultura, soprattutto in momenti di crisi, non debba soffrirne e soprattutto fermarsi. Io mi fermo qua. Grazie e sono felice di festeggiare tutti insieme questi 15 anni. Io intanto vi ringrazio che avete reso possibile la mia partecipazione con questo invito, anche perché veramente ci tenevo, perché prima di fare gli auguri ho bisogno di fare anche io dei ringraziamenti, anzi un grazie unico alle Stelle in Tasca, perché per me le Stelle in Tasca intanto sono stato un incontro dovuto, cioè un incontro che doveva esserci, non so se per un fatto che riguarda il destino oppure semplicemente perché avevo bisogno di una presa di coscienza, di scavare dentro di me, e mi è capitata questa occasione, perché la vita oltre a metterti alla prova ti dà anche l'opportunità di trovare te stessa, ed è quello che è successo a me. Soprattutto ringrazio quando dico le Stelle in Tasca, ringrazio tutte le persone, soprattutto Orazio, Maria, tutte le persone che per 15 anni si sono sempre messi in discussione giornalmente, hanno sempre trovato motivazioni e valori da perseguire nei loro progetti, e io sono grata del fatto della possibilità di aver fatto parte, ecco, di alcuni di questi progetti, perché per me le Stelle in Tasca sono state, ecco, un ponte verso la creatività, però la creatività quella cruda, sincera, quella che scava nella memoria, e ti dà modo, a volte ti fa morire, ma semplicemente per rinascere nella scrittura, e rinascere anche trovando un posto tuo in un contesto come può essere un'associazione, ma che poi diventa una famiglia. Poi in questo momento storico ovviamente riprendo anch'io questo termine famiglia, perché ecco, i legami non sono dettati dal sangue, ma sono dettati dalla condivisione, ed è l'elemento su cui si basa proprio l'associazione. È una famiglia della parola scritta, dell'ascolto,
ma anche del coraggio, proprio come dicevo poc'anzi, anche il coraggio di mettersi in discussione e anche di una profonda generosità. E a proposito di coraggio, anch'io ti dico brava Francesca, perché il tema che hai scelto può sembrare, ecco, che non fa parte, ecco, della nostra vita reale, personale, cioè ecco, il bacio è un qualcosa che realmente in questo momento manca, quindi da ispirazione può diventare, attraverso anche il nostro incontro, un'aspirazione. E infatti il mio augurio più grande è quello che per il prossimo anno, comunque per l'avvenire, è quello di continuare a percorrere questa strada, perché sicuramente porterà verso campi fioriti. Grazie. Abbiamo realizzato tante attività virtuali, quindi non ci siamo fermati da quando è subentrata la pandemia. E questo cosa fa pensare? Che noi come genere, la famiglia, non si tira mai indietro e cerca di rafforzare la nostra vitalità anche in maniera virtuale. Il bacio. E Francesca ha avuto una splendida idea che veramente mi ha fatto creare questo bacio e che ho messo qua in mostra. E il bacio è tanto, il bacio è tutto. Ho avuto il piacere e la fortuna di partecipare a 2 anni consecutivi di corsi dell'atelier di scrittura autobiografica. Ci sono diverse persone poche purtroppo, però quelle poche che ci sono mi fa piacere rivederle con l'occasione: Francesca, Sonia, Maria Rita il primo anno, Sandra il secondo anno. Cosa sono stati questi corsi per me? Ma sicuramente un momento di crescita. Forse sono arrivati anche al momento giusto della mia vita, un momento in cui io mi facevo parecchie domande, mi interrogavo, proprio domande esistenziali, quindi domande molto profonde, ed ero anche in crisi, perché non sapevo darmi delle risposte, fondamentalmente perché non riuscivo a guardarmi dentro. E quindi questi corsi mi hanno aiutato a ascoltarmi di più, a conoscermi anche meglio e a imparare ad ascoltare anche gli altri, le storie degli altri, in cui spesso mi sono ritrovata. E quindi la vicinanza, la comunanza, la solidarietà, la condivisione sono tutti gli aspetti positivi che mi hanno regalato questi corsi, che io ricordo sempre con molto affetto. Lo voglio dire a Orazio e Maria, li ricordo sempre con tanto affetto, quei momenti in cui che abbiamo condiviso insieme, di quegli incontri in cui ridevamo, piangevamo, cioè veramente si dava spazio alle emozioni più disparate, che poi questa è la vita, cioè la vita è fatta di questo, no? Di un'altalena di emozioni, e lì si percepivano tutte quante, e c'era questo senso proprio di appartenenza anche a un gruppo, quindi la bellezza, diciamo, di questi corsi è stata anche questo, la possibilità di stare insieme in gruppo e conoscersi meglio, conoscendo anche l'altro. Quindi sicuramente mi hanno regalato tanto. Il secondo anno ancora di più, nel senso che ho visto proprio una crescita, non soltanto a detta mia, anche di altre persone, per il lavoro, diciamo, finale, e quindi si vede che c'è stato un percorso che, anche se è durato solo 2 anni, però ha visto il crescere di un'esperienza e il mio maturare un'esperienza, diciamo, in modo diverso da un anno all'altro, conoscendo anche persone diverse o ritrovandone altre, e avendo sempre come guida Orazio, che è stato un punto di riferimento, veramente una luce, una vera e propria guida, il nostro guru, come ti chiamavamo allora. Quindi sono molto contenta di averle fatte. Non nascondo che non mi dispiacerebbe riprendere, non ho più scritto, se non così qualche appunto, ma in realtà non ho più scritto. So che mi piaceva tanto farlo, purtroppo per mancanza di tempo, perché sono molto molto assorbita dal mio lavoro di insegnante, e adesso ancora di più con la didattica a distanza, quindi davvero nella mia vita c'è spazio soprattutto per il lavoro, però
penso che se io mi mettessi nuovamente con uno stimolo, perché probabilmente ho bisogno anche di uno stimolo, come sono stati anche questi corsi, ricomincerei sicuramente a scrivere di buona lena, magari a raccontare tante altre cose che sono successe in questi anni, belle e brutte che siano, ma che fanno parte comunque della vita. Quindi da parte mia un augurio affettuosissimo per questo anniversario bellissimo dei 15 anni, e come ho detto già altre volte, lunga vita alle Stelle in Tasca e lunga vita a Orazio, che è l'artefice di tutto questo. E auguri a tutti con l'occasione. E da quando faccio parte delle Stelle in Tasca devo dire che sono grata a Orazio, a questa associazione, a tutte le persone con cui mi ha permesso di mettermi in contatto, perché grazie ai nostri incontri, che fossero i laboratori di scrittura o di Nautilus, abbiamo avuto la possibilità di poterci conoscere attraverso l'ascolto, non solo per quello che avrei potuto raccontare, ma soprattutto per l'ascolto, perché tutto questo ha sensibilizzato ed è stato tanto prezioso per me come confronto esperienziale di vita. E quindi di questo dico grazie a tutti quelli che ho conosciuto e spero di conoscere anche chi ancora non ho avuto modo di conoscere bene. Grazie a tutti e vi faccio i miei auguri e soprattutto tanti auguri alle Stelle in Tasca che quest'anno festeggiano i loro 15 anni e speriamo di arrivare ad altri traguardi più alti. Grazie a tutti. Le Stelle in Tasca l'ho conosciuto qualche anno dietro, saltuariamente ho frequentato, poi per varie ragioni non ho più frequentato. Io credo molto al caso. Ogni cosa, ogni incontro è propedeutico alla necessità che individualmente noi abbiamo di espanderci a livello di conoscenza, a livello anche di contatti. Quindi penso che nel prossimo futuro ricontinuerò a frequentarvi, anche perché ho una sete di apprendere e conoscere. Io volevo ringraziare tutti, salutare tutti, perché ho avuto la gioia oggi di essere in compagnia vostra. E per tutto il resto, molti di voi mi conoscono e sanno che sono di poche parole, però vi voglio bene tutte, e perché mi avete accolta con tanto affetto e tanta stima e tanta affettuosità. E oggi qua c'è anche mia figlia, che vi ha ascoltato, vi ha sentito, e io sono stata felice che lei mi abbia fatto compagnia e vi abbia potuto conoscere, perché conosceva già Maria e Orazio, ma tutto il resto della comitiva, chiamiamola così, non conosceva. Per cui oggi siamo stati insieme qui. Vi auguro di continuare sempre con questa verve, con questa voglia di fare e di essere vicini a tutti noi. Sto parlando ovviamente con Maria, Orazio e tutti quelli che io ho già conosciuto e che so come si sono prodigati per questa buona riuscita quest'anno. Un abbraccio affettuoso a tutti, anche a quelli che non conosco. Un bacio. Un bacio, Silvana. Un bacio. Ho conosciuto le Stelle in Tasca qualche anno fa, intorno al 2015 circa, e per me è stata un'esperienza
vitale, di vitale importanza, perché attraverso questa associazione ho avuto la possibilità di conoscere innanzitutto i fondatori, Orazio e Maria, che moderavano i nostri incontri e ci hanno permesso una conoscenza veramente approfondita di noi stessi e un'apertura all'altro, devo dire che in maniera spontanea si è instaurata tra di noi. Quindi per me è stata un'esperienza senza alcun dubbio positiva. La scelta del bacio è stata per un'associazione, per questa occasione dell'anniversario di un'associazione di volontariato più che mai azzeccata, perché il bacio è un atto gratuito che esula da qualsiasi mercificazione, simbolicamente e questo è un trade union elettivo, possiamo dire, tra il corpo singolo e il corpo sociale. Quindi in questo momento diventa più che mai di attualità e ci lega in tutti i sensi e speriamo di recuperare al più presto il suo significato e di metterlo in pratica nella maniera giusta, nella maniera appropriata. Io approfitto per farvi tanti auguri. La longevità dell'associazione Stelle in Tasca non mi meraviglia, ecco, perché attrae persone fantastiche, persone sensibili che riescono ad accogliere, primi fra tutti Orazio e Maria, che ringrazio tanto. E vi auguro il meglio e naturalmente auguro a tutti di passare delle buone feste, anche se sottotono, ma delle feste col cuore, insomma. Sono io volontaria da pochissimo, proprio da un mesetto circa, quindi un po' novella, ecco, una novella stellina. Io ho conosciuto le Stelle in Tasca diversi anni fa, quindi si parla del lontano 2013 se non sbaglio, e ho conosciuto Orazio. La cosa che devo dire è questa, che sono stata accolta come in una famiglia, veramente, cioè Orazio è riuscito a coinvolgermi in questa avventura e a farmi capire come la scrittura potesse tirare fuori le mie emozioni, anche quelle più nascoste, ecco, una parte della mia vita particolare. Sono riuscita a, come dire, a elaborarla, ecco, attraverso la scrittura. E niente, io ringrazio tutti soprattutto perché ho ritrovato una famiglia, un'accoglienza e un'empatia che non ho parole, nel senso che io sono novella, quindi volontaria, quindi sono contenta, felice, emozionatissima di essere qui con voi. E per quanto riguarda il tema del bacio, come ho già scritto nella cartolina, il mio bacio più importante è stato un doppio bacio che ho donato, ci siamo donati con i miei figli gemelli, quindi un momento particolare della mia vita. Quindi ringrazio tutti nell'ascolto, sono stata contenta di vedere dei vecchi amici come Oriana, Sonia,
Tante persone che sono state importanti in questi laboratori hanno lasciato qualcosa di importante dentro di me. Ho partecipato ai vostri atelier parecchi anni fa, 2014-2015, poi naturalmente impegni di famiglia, soprattutto col bambino, la scuola, giustamente poi non ho potuto più proseguire. Questa cosa, diciamo, va a capitare in un momento, diciamo, alle casualità alla casualità ci credo poco. Quindi è andata a capitare questo invito in un momento particolare, tant'è che infatti, Orazio, te l'ho detto, avrei intenzione, ormai anno entrante, di entrare a far parte dei volontari. In questo gruppo ricordo la grande accoglienza, ricordo l'amore che si sentiva, si palpava quando si narrava di situazioni estremamente difficili, personali, complicate, cose che magari nemmeno il proprio marito, la propria moglie, manco la propria mamma sapeva, e quindi, grazie tesoro, nel frattempo mio figlio si è fatto grande, quindi era poco più di un neonato quando ho partecipato qui. Voglio dire solo tanti auguri a noi. È stato un onore aver incontrato Orazio e Maria e io sono veramente molto felice di far parte di questa organizzazione. Volevo solo dire una cosa riguardo al bacio. Io ho scritto una cartolina con pochissime parole perché qualcuno l'ha definita un messaggio esplosivo. Vi volevo far vedere, ok, in un bacio tutto il mio amore, punto esclamativo. Bene, questo è l'amore di una madre ed è l'unico bacio che io posso dare in questo momento. Tutto qua, sperando che ne possano venire altri più in là. Ero e sono molto contenta di risentire la voce di qualcuno, anche la vostra e quella di Maria, e spero una prossima volta di poter partecipare nel senso proprio della parola. E quando Simona mi ha detto di questo incontro e del titolo che avevate dato per l'occasione, il pensiero naturalmente mi è andato alla scrittura. Sono brevissima ed è un po' la frase che ho inviato. Voglio dire che dare un bacio a qualcuno o fare una carezza è la stessa sensazione che io ho sempre avuto quando ho scritto qualcosa, perché è un po' egoistico, è un po' il contrario, quindi generoso. Quando diamo un bacio diamo qualcosa e ci prendiamo qualcosa, e questo mi pare una cosa giusta che spetta all'uomo se diciamo ha delle buone intenzioni. Non è neanche male una sorta di generoso egoismo, no? Ecco, non per do ut des, giusto? Ma proprio perché è uno scambio e la scrittura è una comunicazione, uno scambio. Io vi faccio tantissimi auguri, spero di rivedervi presto, auguri alle Stelle in Tasca e a tutti quelli a cui ha fatto molto bene, tra cui sono anch'io. Io rinnovo la mia contentezza e la mia riconoscenza per essere stato accolto così meravigliosamente da voi e mi sono sentito fin dal primo momento a casa mia. E per me è stata una rivelazione poter scrivere qualche cosa, è stata una cosa che io non avevo mai tentato e mi sono trovato benissimo. E quindi partecipo a questa festa del 15° anno da iscritto recentemente, quindi festeggio soprattutto voi, perché ha 15 anni che lavorate, soprattutto il fondatore, insomma, Orazio Valastro, che si è impegnato da 15 anni, quindi gran parte dei festeggiamenti vanno a voi.
e io mi sento partecipe di questi sentimenti, e vi passo mia moglie che vorrebbe dire qualche cosa. Sì, una buonasera a tutti. Io sono partecipe dei sentimenti di mio marito per come lui li ha vissuti, e adesso un po' mi inserisco anch'io per i miei personali sentimenti. Comunque Luciano ed io, appena abbiamo saputo che il tema di questa sera sarebbe stato il bacio, abbiamo subito ricordato un Carmine di Gaio Valerio Catullo, scritto nel I secolo a.C., che mi pare perfetto, che un po' tutti conosciamo, però permetteteci di poterlo ricordare questa sera per indicare come l'idea di Francesca sia stata perfetta. È stata un'idea di tanti altri, ma comunque perfetta e sempre attuale. E insomma, dice Catullo in questo Carmen, rivolto alla sua lesbia: dammi 1000 baci, poi 100, poi ancora 1000, poi di nuovo 100, poi senza smettere altri 1000, poi 100. Poi, quando ce ne saremo dati molte migliaia, li mescoleremo per non sapere il loro numero della vita con l'eternità del bacio. E con questo noi, Luciano ed io, vi lasciamo. Il bacio, un bacio, Catullo aveva scritto per lesbia, ma il bacio è il bacio per tutti, rivolto a tutti, è il bacio dell'amore universale. Penso che Francesca, molto meglio di Catullo, l'abbia voluto intendere in questa maniera. Io quello che mi ricordavo molto del bacio è che, cominciando a frequentare, diciamo, più assiduamente le comunità neocatecumenali, lì ho imparato il bacio santo della pace, il bacio che si dà ai fratelli nella comunione e nella fraternità. Quindi il bacio non significa solo un bacio tra amanti o tra persone che si salutano con affetto, ma anche un bacio di fraternità e di solidarietà con tutti i fratelli, con tutte le persone che il Signore ci ha chiamato a vivere nella cristianità e nell'amore reciproco. E questo lo diceva già San Paolo nella lettera ai Romani. Per questo io vi saluto col bacio santo della pace. Io ho partecipato l'anno scorso e mi sono trovata meravigliosamente bene. La presenza di Orazio, di tutte noi, era una vera famiglia, e mi sono trovata proprio alla grande. Che dire, sono emozionata per la verità, perché è la prima volta intanto che uso questo strumento che non conoscevo e che Silvana mi ha aiutato a capire, ad entrare, e sono veramente felice questa sera di vedere i vostri visi, il calore che emanate. Siete stupendi tutti, a qualcuno conosco, a qualcuno no. Silvana è meravigliosa, Orazio poi ha di una bontà, di una semplicità, così, che mette a tutti a suo agio, ed è grazie di quello che mi avete dato l'anno scorso, di quello che io ho potuto fare, e mi avete aiutato tanto anche a livello umano a stare insieme con tutti. Grazie, siete tutti meravigliosi. Grazie. Orazio, volevo dire che l'associazione Le Stelle in Tasca si sta rivelando veramente una cosa meravigliosa, perché vedo che neanche il Covid l'ammazza. Assolutamente no, va avanti, fa un bel cammino, anche se sul web, pazienza, però merita veramente un lungo cammino luminoso, e io glielo auguro di cuore. E volevo dire a quelli che non mi conoscono che io sono stato presente ho frequentato 4 anni, sono frequentato i 3 anni canonici più uno, l'ho
l'ho ripetuto, mi avete dovuto sopportare un anno in più. E anche questo. Niente, io condivido con quelle che mi hanno preceduto e che hanno ribadito che frequentare questa associazione è anche un motivo di crescita, e io lo posso testimoniare e ne sono stato felice. Io sono di Palermo, quindi sono collegata da Palermo. Ho conosciuto Orazio e le stelle in tasca non perché ho frequentato i vostri laboratori, sarebbe stato difficile vista la distanza, ma tramite il premio Trinacchi, e siamo rimasti in contatto. Seguo le vostre attività su Facebook, credo che fate qualcosa di molto importante. Ecco, io sentivo prima che avete imparato, è bello seguire un laboratorio di scrittura. Scrivo anch'io, scrivo poesie, scrivo anche narrativa. Cos'è stato questo periodo per me? Un periodo duro, come lo è stato per tutti, sia a livello personale. Io ho mia figlia che è in Inghilterra, che è distante, quindi condivido la tristezza di non poterla vedere, anche se siamo comunque sempre in contatto tramite social. Sul lato professionale molto faticoso, sono anch'io una docente, Divina credo diceva prima che con la DAD è ancora più impegnativo, lo capiamo noi, non lo capiscono gli altri purtroppo, che la DAD è molto più impegnativa di prima, però sono riuscita a scrivere tanto, ho scritto tantissimo in quest'anno, nel 2020. Non so se è stimolata dal periodo che stiamo vivendo o magari se n'è andata avanti nella scrittura lo stesso, e mi sono data per esempio molto alla prosa, mentre prima scrivevo soprattutto poesie. E non voglio tenervi più di tanto, sono contenta dell'invito, sono contenta di avervi conosciuto e di avervi ascoltato. Auguro a tutti delle buone feste. Anch'io ho mandato un pensiero sul bacio e credo che sia molto importante riflettere su quello che questo periodo ci ha tolto, e spero che possiamo ritornare di nuovo ad abbracciarci e a baciarci come prima. Per il momento ci accontentiamo di baciarci e di abbracciarci virtualmente e di dimostrare il nostro affetto in questo modo. Quindi un caro saluto a tutti, è stato bello passare questo pomeriggio con voi. Grazie. Intanto sono felicissima di essere qui, di rivedervi. Per quest'anno mi siete proprio mancati tantissimo. Mi siete mancati, io vi ho conosciuto nel 2014 e come sai non vi ho abbandonato più, ogni anno ho partecipato a tutto quello a cui potevo partecipare, perché lo stimolo a scrivere è stato grandissimo. La presenza degli altri, per me ormai, come dire, partecipare ai laboratori è diventato un modo per scandire una parte bella della mia vita, una parte importante. Per questo dico, quest'anno è mancata, mi è mancato proprio la condivisione profonda che appunto ci permetteva la scrittura e l'ascolto anche degli scritti dei nostri compagni. Siete qui, siamo qui in questa nuova sperimentazione, spero di poter esservi vicina e di potervi sentire vicini ancora. Quest'anno ho avuto la gioia di essere tra i premiati del premio Trinacria, e che se lo aspettava, però vabbè, quindi non vi libererete di me. Grazie, tanti auguri a tutti, grazie Orazio per quello che fai, per quello che hai immaginato, per questo progetto meraviglioso che continua a portare avanti, nutriente e profondo. Grazie. Io e anche Maria siamo molto emozionati perché sentiamo che il percorso che abbiamo fatto insieme a tutti voi in questi anni ci ha dato la possibilità di realizzare uno spazio
l'incontro. Molti di voi hanno parlato di famiglia, di amicizia, di amore, e questo spazio di incontro è uno spazio concreto, quindi spero che nonostante la distanza, la difficoltà nel creare dei momenti così come facevamo prima, adesso lo facciamo un po' virtualmente, spero che questo spazio possa continuare ad essere alimentato dai nostri cuori, dai nostri baci. Quindi grazie a tutti, e adesso facciamo un altro brindisi collettivo per questo nostro festeggiamento. Auguri a tutti. Auguri a tutti. Auguri. Angelo, auguri. Giovanna. Auguri. Auguri.